Sergio Boricelli è responsabile regionale dello sci alpinismo. Allora Sergio, subito, qual è lo stato di salute della disciplina nella nostra regione? Beh, è una disciplina che, come in altre regioni d'Italia, sta cominciando a raccogliere sempre maggiori appassionati, gran parte che arrivano dal mondo non agonistico, però diciamo uno dei compiti anche del nostro comitato è quello di insomma, lentamente, non tra poche difficoltà, di arruolare nell'ambito della federazione questi appassionati che cominciano ad avere interesse ad avvicinarsi al mondo agonistico, che è tutt'altra cosa rispetto alla frequentazione classica, insomma, della montagna nella veste invernale con gli sci, con le pelli di foca. Ecco, l'anno scorso non è stata una stagione facilissima dal punto di vista, come dire, meteo, perché molte gare sono saltate perché è stato un inverno disastroso per una disciplina come la vostra in cui è necessario un determinato tipo di neve, di meteo, no? Chiaro, però questo sì, la tua domanda mi dà anche lo spunto per affrontare un argomento che è strettamente legato anche con la possibilità e col lavoro che la Federazione Internazionale, unitamente alle federazioni nazionali, quindi alla FISI, sta facendo per portare lo sci alpinismo a entrare nel mondo degli sport olimpici. Perché dico questo? Perché è inevitabile, secondo me, che si debba in qualche maniera parametrizzare, no? Rendere standard le caratteristiche tecniche delle competizioni sci alpinistiche, e quindi è impensabile che si possa diciamo, essere in balia degli eventi atmosferici e quindi della quantità di neve presente, che insomma, è inevitabile che condizioni lo svolgimento delle gare, ne comporti molte volte l'annullamento, come è successo purtroppo nell'inverno scorso, o addirittura ne metta a repentaglio anche la sicurezza dei tracciati, per cui diventa fondamentale. In questo senso, insomma, è stato uno delle attività principali della commissione, insomma, del gruppo di lavoro nell'ambito del comitato regionale, che ci sia anche un rapporto di stretta collaborazione con il gestore degli impianti, in questo caso, nel nostro caso la Promotour, che sta sull'onda, diciamo, dell'esperienza del mondiale di Clout e di altri eventi, insomma, che hanno dimostrato che lo sci alpinismo può essere uno sport che in qualche modo può scendere, no, dall'alta montagna, dagli ambiti non controllati, anche nei poli sciistici, e che può portare interesse anche nei poli gestiti dalla società, dalla Promotour. Grazie appunto all'interessamento della società e di alcuni tecnici e di tutti i responsabili dei poli, da quest'anno si è iniziato anche a permettere la risalita lungo tracciati in certi casi dedicati, in altri già presenti sui poli, notturna delle piste da sci, e questo secondo me anche dimostra il fatto che per poter avere un futuro nell'ambito agonistico, e per poter quindi in qualche maniera rendere standard i parametri tecnici previsti per determinate discipline dello sci alpinismo, sia necessario una sinergia con i poli sciistici, con i comprensori sciistici, perché è l'unico modo per avere una certa, diciamo, garanzia, sicurezza di poter svolgere le gare. Sì, mi viene da pensare, ecco, al paragone con l'atletica, che ovviamente richiede una pista, spesso anche chiusa, indoor, e delle determinate caratteristiche tecniche che non possono essere dipendenti dagli agenti atmosferici. Questo credo siamo ancora in una fase insomma, di fieri, insomma, una fase di profonda di trasformazioni e anche di ragionamenti, insomma, in questi termini, perché lo sci alpinismo è una disciplina che deriva dalla frequentazione invernale, diciamo, in ambito non controllato e non controllabile, quindi si sta lavorando affinché possa rientrare negli ambiti gestiti da una federazione con una sua dignità.
Certo è che insomma, il numero di sci alpinisti rispetto a qualche anno fa sta aumentando in maniera considerevole e secondo me la federazione non può fare a meno di prestare attenzione a questo movimento che sta diventando ormai di massa. È uno anche dati alla mano, abbiamo fatto delle statistiche, grazie all'aiuto di chi si occupa delle classifiche in comitato, abbiamo notato che ci sono stati, è l'unico, non so se sia l'unico, però è una delle discipline dell'attività del comitato che ha avuto un incremento notevole nell'ultima annata, nonostante anche il problema dell'innevamento, perché proprio sta aumentando il numero di persone, di appassionati che popolano anche le piste da sci o gli ambiti immediatamente attigui per praticare questo sport.